Qui siamo di fronte al nostro studio optometrico con strumentazione all'avanguardia che ci consente un primo screening per capire se la persona ha necessità di essere controllata da un specialista, dall'oculista in questo caso, e vedere se ci sono delle patologie o qualche difetto visivo. Ecco qua, questo è il nuovo autorifrattometro della Nidec, tutta strumentazione giapponese perché reputo sia la migliore in questo momento. Con questo strumento facciamo già una prima analisi di quello che può essere un difetto visivo per rilevare eventualmente curvature per le lenti a contatto. Successivamente con questa nuova strumentazione di cui vado molto fiero perché è molto precisa ed affidabile, andiamo a verificare l'acuità visiva della persona. Consigliamo sempre di fare una visita oculistica per vedere se ci sono delle patologie in atto. Questa nuova tecnologia ci consente di effettuare una misurazione e far vedere al cliente come potrebbe vedere eventualmente con gli occhiali nuovi, ed è sostanzialmente quello che va a sostituire i classici occhialini che si usavano alcuni anni fa. È molto pratico anche perché consente rapidamente di fare notare subito la differenza fra la vecchia gradazione e quella nuova. Ecco, tra le altre cose, la strumentazione che state vedendo ci consente di effettuare non solo uno screening della qualità visiva, ma può servire per l'applicazione delle lenti a contatto. Tutti questi strumenti servono per vedere, nel caso specifico, la mappa corneale, la cornea e la lente a contatto di conseguenza come sta sull'occhio, i raggi di curvatura, cosa che facciamo anche con lo strumento che vi ho fatto vedere prima, e tutto questo serve per ottimizzare e cercare di fare un'applicazione ideale.